in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito gli ospiti di oggi con noi in studio per questo primo appuntamento del 2021. Iris Morassi, segretaria dell'FNP CISL di Udine. E con noi c'è anche un ritorno, da qualche mese non lo vediamo, non lo vedete su questi schermi. Gigi Chizzini, Buonasera. Luigi Chizzini, lo chiamiamo Gigi, dell'FNP la segreteria FNP. Della segreteria FNP CISL, sempre di Udine. Bene, parliamo dell'FNP CISL. No, il 2021, come si apre? Proponimenti, che cosa volete fare? Avete tante idee in testa, tanti servizi che garantite ai cittadini, però c'è anche il rovescio della medaglia, c'è da una parte tanti servizi a tutti, dall'altra parte anche tante persone che volontariamente si danno da fare. Certo, però ecco, diciamo che l'ultimo appuntamento qua, proprio poco prima della fine di questo anno benedetto. L'ultimo dell'anno, no? Quasi, cos'era? Sì. Che ci siamo augurati di ritrovarci qua, no? Con uno spirito diverso, ma anche con notizie diverse, invece purtroppo ci tocca ancora essere molto cauti rispetto a questa situazione. Diciamo che ci sono anche tante decisioni licenziate dal governo rispetto ai bisogni e a quello che questa pandemia purtroppo ha creato, cioè sospensione di lavori, sospensione di servizi, la sanità che langue, che è in allarme rosso, e tutte queste cose. Tutte queste partite economiche vengono date solo su determinate regole. La prima tra tutti è l'ISEE, di cui poi vi parlerà il mio collega che è molto più ferrato di me in questa materia, e c'è bisogno di documentazione. Noi come FNP, e ci tengo a dire questo, perché in un momento così dove la gente si sente quasi abbandonata, si parlava prima anche di situazioni sanitarie, dove la gente si trova un po' così, lasciata un po' allo sbando, noi siamo veramente un faro grande, perché siamo una grande organizzazione, ma soprattutto come FNP, per dire solo noi che siamo udinese e bassa friulana, perché siamo divisi in territori, no? Quindi Alto Friuli, Trieste Gorizia, Pordenone e udinese e bassa friulana, abbiamo circa una settantina di persone, oltre che 6 territori dove ci sono i responsabili, i coordinatori, una settantina di persone che sono o agli sportelli comunali o appunto in queste sedi periferiche a dare risposte su tutti questi bisogni. Ma poi ci sono tantissime cose che non si sanno e magari le persone non entrano da noi a chiedere o proprio non le sanno, e quindi abbiamo investito anche in questa trasmissione con la volontà di far avere più notizie possibili sui diritti delle persone, perché alla fine magari ci sono tante persone che potrebbero avere tutte le ISEE del mondo a favore, però non sanno di avere questo diritto. Quindi anche questo è uno sforzo che noi facciamo, e ci tenevo proprio a dire: venite da noi, seguite questa trasmissione e parlatene anche con gli amici, con i parenti, eccetera, perché se hanno domande, dubbi di qualsiasi natura che riguardino pensione o possibilità di attingere appunto a queste partite economiche, liberi di farlo. Tanto più che appunto siete ben radicati sul territorio. Esatto. In più siamo un tutt'uno con la Confederazione, quindi con la CISL, che ha
altri servizi che sono il CAF che oltre a fare il 730, che magari è la cosa più conosciuta, ma si occupa di successioni, di collaboranti, di partite IVA a chi non ha dipendenti. Abbiamo il SICET che si occupa di inquilini, e sapete quanto è, no? Che pare che dicano i giudici di pace che siano quelli che hanno più contenziosi, no? E per qualsiasi problema che riguardi i condomini rispetto alle proprietà, eccetera, abbiamo anche quel servizio lì. E poi abbiamo l'INAS che è la, no? abbiamo l'INAS patronato che è la panacea di tutti i mali. Ecco. E anzi, un appello che vorrei fare, ecco, non arrabbiatevi se in questo periodo sono costretti e siamo costretti a dare gli appuntamenti, perché sapete che ci sono delle regole da rispettare, purtroppo ci portano anche a dover far aspettare la gente magari tempi più dilatati rispetto a prima. Però ecco, siamo una grande realtà vocata alle persone più deboli e abbiamo molto piacere, ecco, che lo sappiate e che possiate tutti chiamarci in caso di bisogno. E qui potete anche rivolgervi alla nostra trasmissione. Esatto. Perché il sindacato ogni volta, ogni trasmissione, raccoglie i numeri di telefono delle persone che chiamano, se qui eventualmente non si riesce a risolvere il problema, cosa che appunto è molto difficile, così sì. Su due piedi, bisogna esaminare effettivamente come sono le situazioni. È vero, Gigi? È difficile dare risposte individuali su casi singoli. Noi siamo costretti in trasmissione a trattare solamente le regole generali, certo, e dare informazioni sulle dare indicazioni almeno, no? Sul da farsi, come. Tutto quello che riguarda casi singoli, non possiamo fare domande che superino il limite della privacy, eccetera. Per cui siamo costretti a dire: lasciate pure il numero di telefono alla regia che vi ha risposto, e poi richiamare l'interessato per vedere di risolvere i problemi. Problemi ce n'è. E di problemi ne sono stati risolti tanti, lo ricordiamo, Iris, proprio anche grazie a questa trasmissione. Con la richiamata individuale, dopo, eccetera, sono stati risolti un sacco di problemi che sono stati qua posti. Noi siamo però per i problemi di carattere generale. Certo. Siamo a inizio dell'anno, quindi i due problemi che abbiamo sono... Vediamo subito. È stata approvata la legge di bilancio, quindi, quindi ci sono delle nuove norme anche in favore dei pensionati, delle famiglie, eccetera. Però quello che mi premeva subito era dare una spiegazione, perché ci hanno chiamato in molti, sul contenuto del cedolino di pensione di gennaio, sì. Perché non poteva esserci un mese che andasse tutto dritto all'INPS, ci doveva essere... È successo. Ma abbiamo ricevuto delle segnalazioni anche l'ultima volta che ci siamo ne viste, abbiamo no? parlato, ne abbiamo parlato della doppia trattenuta regionale. Ma com'è possibile, come non è possibile? Tutto è possibile. Tutto è possibile. Ecco, arriva subito. Per dirvi che chi si è allarmato di avere troppe trattenute, poi si è scoperto l'INPS stesso, prima ancora che finisse lo scorso anno, ha avvisato che tutti quelli i cui cognomi cominciavano col TR fino alla fine, ZZ, avevano una doppia imposizione per quanto riguardava l'aliquota regionale, che comunque questo riguardava solo gennaio, e il problema veniva risolto non facendo la ritenuta a febbraio, e quindi praticamente le cose andavano a pari, si sistemavano. sistemavano. Poi c'erano quei due soldini in più di quello 0 e 10% di riconoscimento dell'anno scorso. Neanche il caffè. Io consiglio di non sciallacquarli, insomma, di metterli via, perché sono... Per quest'anno non abbiamo quel tipo... Bisogna metterli da parte, nel salvadanaio, metterli lì, ma pianino, si vuole accumulano. Bisogna mettere vicino... Accumulando ogni io mese... Io metterei vicino anche una lente di ingrandimento, in modo che ogni tanto... Alla fine dell'anno un caffettino, no? Forse viene per fuori. quest'anno il problema non si pone, perché non ci sarà nessuna perequazione. È stato stabilito che non c'è aumento. Ecco, questo è per quanto riguarda il cedolino di gennaio, sapendo già
che gennaio sconta anche tutti i conguagli che devono essere fatti sul 730 Esatto, anche in questo dare e avere, quindi, ma questo la gente lo sa già. Poi abbiamo un po' tutti i benefici, tutte le novità, che alcune ce ne sono, che sono state portate dalla legge di bilancio. Legge di bilancio su cui il sindacato non è che dia un giudizio molto favorevole, perché ci sembra una legge di bilancio attendista. Aspettiamo cosa succede, vediamo come possiamo impiegare i 209 miliardi. Sì, del intanto Next Gen. no, vediamo Intanto così. stiamo fermi, Sì. facciamo quelle 4 cose, magari mettiamone qualcuna di appetitosa, però è tutto, non c'è... Tanto per far non capire, c'è, ecco, ma vi non abbiamo c'è- accontentati, invece non è vero, Non perché c'è il un sindacato disegno non è chiaro. riuscito ancora a portare a casa effettivamente quello che si era prefissato. No, ma soprattutto no? per quanto riguarda la sanità, perché sappiamo che mancano medici, mancano lì- infermieri, mancano professionisti. Questa pandemia ha scoperchiato delle cose che erano latenti, ma Che si sapevano da tempo, ma però quando lo se ne dicevamo noi parlavano ci veniva di proprio conto. E contestato che invece- non era vero, e adesso la foglia di fico sta cadendo e rimangono, non è che per questo noi facciamo salti di gioia perché il re è nudo, Perché avevate ragione ma voi, pur tra l'altro. nudo ancora non riesce a capire intanto l'importanza del confronto, perché se i nostri padri fondatori, no, in una... come si chiama? Nella Costituzione dicono più bella del mondo, hanno messo il confronto con le parti sociali, vuol dire che insomma erano persone sagge, ponderate, meglio di quelle che ci sono adesso di sicuro, voglio dire un motivo c'era. Invece quello che fa star male, io veramente mi sono sempre interessata un po' di politica nel senso nobile del termine, no? Dico, com'è possibile che il Paese vive una condizione così drammatica? Perché un dramma è la pandemia, ma il grande dramma è che se non trovano le soluzioni, quelle giuste, l'economia crolla. Se sbloccano i licenziamenti, che pare li abbiano rinviati di nuovo per fortuna, ma c'è una strage sociale. E tante persone che noi abbiamo il polso, perché viviamo nel sindacato, che vivono adesso degli ammortizzatori sociali, che sono una minima parte, sono incalando mentre passa il tempo, non è che aumentano, no? Quindi sono veramente... Come si può parlare di crisi di governo, di ritiro di onorevoli, insomma di Infatti senatori? stavo cercando adesso di capire se ci sono notizie e comunque pare che sia slittata la conferenza stampa di Renzi, almeno sì, così no, leggo. ma sicuramente... Dovrebbe essere, no? Però Adesso dico mentre che stiamo- noi abbiamo la nostra segretaria nazionale che ha lanciato appelli nell'ultimo mese quotidianamente da tutti i media possibili e immaginabili, e ha messo giù i 10 comandamenti che sono pubblici, ne ho pubblicati, e dice ascoltateci per piacere che è il futuro del Paese, capito? E questo è il nostro... Perché noi abbiamo teste quadrate che studiano sulle cose, non è che noi ci alziamo al mattino e diciamo cosa deve fare chi governa. Abbiamo gente che è molto più lungimirante dei politici attuali, che siano loro regionali o nazionali, la dico fuori dai denti. Iris non riesce a tenere la bocca chiusa, No. anzi, Ma è una realtà. appunto, così. facciamo una Una piccola pausa. pausa. Facciamo sì, non per bloccare Iris, No, dopo beh, non ci dirmi che ha fatto mancherebbe. il bloccato, No, no, ci perché mancherebbe. effettivamente dobbiamo lasciare spazio alla regia, altrimenti di là protestano. Ci vediamo fra poco. E a questo punto possiamo dare anche il via alle telefonate, vi ricordo 0432 573517
per chiamare in diretta oppure inviare sms al 393 186 1551. Passiamo la parola a Gigi. Dobbiamo parlare di ISEE, perché adesso l'ISEE serve per tantissime cose, è sempre più diffuso, no? È sempre più richiesto ormai. Ormai tutto quello che viene erogato da parte dello Stato come beneficio, chiamiamolo, mettiamo tra virgolette questa parola beneficio, viene erogato sulla base di regole che prevedono un determinato tipo, un determinato ammontare di ISEE. Mentre una volta l'ISEE era limitato a certe cifre, adesso invece pensiamo al bonus vacanze. Addirittura era relativo un ISEE di 40.000 euro e quindi un ISEE considerevole. Ecco, quello che c'è da dire sull'ISEE, che è il peso della nostra capacità finanziaria, quello che c'è da dire è che ha una validità che è annuale, cioè ogni 31 di dicembre l'ISEE scade e quindi va rinnovato. Per esempio tutti quelli che si trovano in case di cura, eccetera, eccetera, hanno bisogno di avere l'ISEE e in genere chiedono di avere questo ISEE entro il 31 di gennaio dell'anno successivo. Ora, i problemi sono molti, nel senso che non sempre si riesce a stare dietro alle richieste. Anche perché, scusami Gigi, bonus sociali per sconto su bollette, acqua, luce, gas, tanto per ricordare la dichiarazione, allora, bonus telefono, acquisti o social card, affitto, buoni spesa, bonus bebè pieno, bonus asilo pieno, reddito di cittadinanza, bonus PC. Ma possiamo Ho fatto solo un... Ecco, vedi che c'è Sì, possiamo aggiungerne... Ce n'è una marea. Io intanto ho preso soltanto... Per esempio, visto che c'è questa slide benissimo, che ci ricorda che nella legge di bilancio del 2021 è previsto che da luglio si parta con l'assegno universale unico per i figli. Questo tipo di assegno in pratica viene erogato al posto del vecchio assegno del nucleo familiare e di altre indennità e sarà una cifra che viene corrisposta dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni ai genitori, fino ai 21 però con somme erogate ai figli. È una cosa un po' complessa di cui parleremo magari più avanti. Ma per esempio viene prorogato il bonus asilo nido e questo è legato all'ISEE, a seconda dell'ISEE che ha una famiglia può avere da 1.500 a 3.000 euro, così come il bonus bebè, sempre legato all'ISEE, e poi anche il bonus che viene erogato da alcuni comuni quando si ha oltre il terzo figlio. Ma per fare un esempio banale, continuiamo pure con le slide. Sì. Sempre nella legge di bilancio è stato prorogato il congedo obbligatorio di paternità che passa da 7 a 10 giorni. Questo vuol dire che entro i primi 5 mesi di nascita di età del bambino, il padre deve obbligatoriamente prendersi questi 10 giorni di paternità per stare vicino al neonato. E poi ci sono contributi a sostegno, questa è nuova, per un rientro morbido. Scusami Gigi, questo qui del congedo di paternità è per tutti o per chi ha un certo ISEE? No, questo è un diritto che hanno tutti. Questo tutti obbligatori, ma questo è un diritto un diritto dovere. È un dovere perché è stato fatto nei confronti del bambino. Il bambino deve avere la figura paterna nei primi 5 mesi. E quindi è stato obbligato il papà a stare comunque a casa 10 giorni. Infatti si chiamano congedi parentali. Congedi parentali. Ma il papà non è, mentre altri tipi di congedi può essere faccio a meno di usufruirne io e lo do alla mamma, no? Questo è obbligatorio. Sì, non è trasferibile, cioè papà. Sentiamo chi c'è al telefono adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, siete tutti bravi. Giovanni di Pordenone. Buonasera, signor Giovanni. Ecco, una volta mi avete aiutato molto bene. Ho da chiedervi 3 cose. Avete tempo?
Sì, avanti, l'ascoltiamo. Allora, sull'ISEE che devo fare il 15, ho l'appuntamento il 15, oltre alla solita documentazione, se mi segue, cosa devo aggiungere? No, bisogna avere i soliti documenti che faceva anche l'anno scorso, ricordandosi che l'ISEE che andiamo a fare adesso per il 2021 riguarda i redditi, i patrimoni del 2019. Certo, io patrimoni e redditi non ne ho. Ecco, allora sono i patrimoni che possono essere patrimoni mobiliari o patrimoni immobiliari. No, ho la macchina e basta. Scusi, La pensione? La macchina e la pensione. La macchina è una pensione? No, la macchina e la pensione, non ho altro. Non altro. Ecco, Di proprietà basta che all'automobile. basta che lei presenti... Sono in un'abitazione accomodato gratuito. Non ho affitto. No, Ecco. E quindi deve... Mi hanno detto Sì. che è da aggiungere anche il totale della pensione che percepisco, è vero? Guardi, dipende dove lei va a fare l'ISEE. Per esempio, se l'ISEE lo fa al CAF che conosciamo noi, quello della CISL, per esempio. È con la CGL di Pordenone. Ecco, guardi che quel CAF è in grado di conoscere già tutti i suoi redditi che riguardano la pensione, quindi non ha problemi. Va bene. Va bene. Grazie. A Poi lei. c'è un'altra cosa, aspetti. Prego. C'è un'altra cosa. Aspetta. È da rifare il reddito di cittadinanza la domanda? Tutti gli ISEE scadevano il 31 di dicembre del 2020, quindi vanno rifatti. Anche il reddito di cittadinanza? Certo. Anche quelli sociosanitari per le residenze nelle case di riposo, tutti. Grazie. Poi un'ultima cosa, non le faccio perdere tempo. Non c'è problema. Posso fare Prego. richiesta di non pagare il canone RAI avendo 70 anni? Di non pagare il canone RAI avendo 70 anni? Io non vorrei adesso dirle una cosa errata, ma mi sembra che l'esonero dal canone RAI parte dai 75 anni con un ISEE inferiore agli 8.000 euro. Però guardi, lo dico a lei, lo dico a chi ci sta ascoltando, potrei sbagliarmi. Lei il giorno che va al CAF a fare l'ISEE chiede anche queste cose, perché la domanda di esonero comunque gliela può fare il CAF nel giorno in cui fa l'ISEE. Sì, ecco, appunto per quello. La signora che mi fa l'ISEE, che sono tanti anni, sono tutti bravi, come voi mi state aiutando e chiarendo le idee, se mi capisce. Sì. Mi hanno detto, provi a chiedere, dato che lei segue Sportello Pensionati, se si può fare o no. O se l'età non va bene. Posso rispondere che dovrebbe saperlo la signora, però... E invece di rivolgersi allo Sportello Pensionati? Non vorrei sbagliarmi, ma credo che siano 75 anni e 8.000 di ISEE. Va bene. Però non ci metto la mano sul fuoco, anche perché mi serve. Ecco, grazie per aver chiamato, perché lasciamo spazio. Di cuore, siete stati bravissimi. Buon proseguimento. A lei, Salve, ci stia buonasera. bene. Buonasera. Ecco, buonasera, sono una vostra tesserata di Martignacco. Ecco qua. Vorrei sapere per cortesia come si fa per prendere un appuntamento per la pensione, visto che nessuno mi risponde al telefono. Ritorniamo a quanto diceva prima Iris. Però, sì. È una tesserata di Martignacco. Se parla di una cosa recente, c'è stato un giorno solo in cui proprio non funzionavano i telefoni. Magari è capitato, perché anche qua, come pensionati, ci siamo accollati il costo di mettere telefoni dappertutto
e i pensionati rispondono al posto dell'INAS. Cosa diciamo? Richiami, sarà più fortunata? No, non volevo no. fare una battuta. Alla Comunque è signora, ritornata alla a signora chiamare. di Martignacco Sì. potremmo comunque consigliare di andare in comune, Sì, perché avete... il comune ha un semiservizio di prenotazione, perché noi abbiamo l'agente sociale che poi è in grado che di poi dare vi risposte. segnala. Quindi signora ha sentito, si rivolga in comune così... Comunque noi abbiamo messo telefoni in tutte le sedi e capita ogni tanto purtroppo che non funzionano, abbiamo dovuto fare intervenire la SIP. Ecco, ha risposto grazie. Sentiamo se c'è qualcuno al telefono adesso. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Abbiamo qualcuno in linea? Sì, pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, noi la sentiamo bene. Ecco, io un po' meno. Comunque, vabbè, io volevo chiedere se è possibile controllare l'esatto importo per quanto riguarda la pensione. Controllare l'esatto importo. Come si fa? Se praticamente quello che eroga l'INPS è giusto, È corretto. cioè, praticamente corretto, ecco, tutto qua. Nel momento in cui l'INPS eroga una pensione, viene emesso anche un documento, che si chiama Tiezero, eccetera, nel quale vengono riepilogati tutti i dati sui quali viene effettuato il calcolo della pensione. Tutte queste robe qua, purtroppo, una volta venivano inviate in forma cartacea, adesso bisogna andare a reperirle nel sito dell'INPS attraverso o il PIN o lo SPID. Oppure bisogna venire negli sportelli del patronato o dei pensionati, muniti di questo tipo di documentazione, e noi aiutiamo appunto ad andare a estrarre questo tipo di documento, e siamo anche in grado di fare mezzo controllo per vedere se c'è qualcosa che manca. Chiedi di dov'è. In teoria, qua lo dico e qua lo nego, Sì. non troviamo molti casi di calcoli errati, a meno che non ci siano casi di contributi non versati oppure versati con altro nome, che succede. Comunque, da dove ci telefona lei? Pronto? Da Basaldella. Da Basandella, quindi? Quindi Basaldella. Basardella potrebbe... No, Udine. a Sì. Udine? Udine. Quindi si rivolga magari allo sportello di Udine, prenda appuntamento e vada a trovare... Allora, lo sportello dei pensionati Sì. in via Caterina Percotto, angolo via Teobaldo Cicconi, E c'è può la anche Liliana, no? passare di persona, ma non per risolvere immediatamente il problema. Le danno un appuntamento e poi c'è il nostro esperto che le dà una mano a reperire queste cose. Però, ripeto, bisogna che lei abbia questa possibilità di riconoscimento presso l'INPS, cioè deve avere o il vecchio PIN o lo SPID fatto adesso, insomma. Va bene? Benissimo, ringrazio tutti voi. Grazie, a buonasera. lei, grazie a lei per Buonasera, aver chiamato. Buonasera. Velocemente, prima di fare la pausa. Mia moglie compie 67 anni in agosto, con 1.240 settimane utili, compresa la disoccupazione. Estratto conto già fatto, quando posso fare domanda della pensione di vecchiaia. La pensione sarà subordinata alla mia pensione con un reddito lordo di 25.000 euro. Allora, la risposta è che la domanda di pensione basta che la faccia un mese prima, non ci sono grossi ritardi nell'erogazione delle pensioni, anzi, mi sembra che addirittura hanno migliorato i tempi. Bisogna vedere che tipo di importo avrà la pensione di sua moglie, vedere se questo, sommato all'importo, al reddito familiare, le darà diritto eventualmente al raggiungimento del trattamento minimo qualora fosse di importo inferiore. Questo però sono tutti calcoli che adesso qua è impossibile non si può fare, però lei, da come ha posto la domanda, sa già che ci sono alcuni vincoli per avere eventualmente il trattamento minimo della pensione. Diamo la linea alla regia. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco.
Eccoci nuovamente in sede. Buonasera, mia madre ha una pensione di reversibilità ex INPDAP e dal 2018 sta ancora aspettando il rateo della 13ª di mio padre, maturata completamente essendo mancato ad agosto del 2018. Quanto tempo dovrà ancora aspettare? Grazie, Cinzia. Gigi. Gigi, è materia tua, eh? D'accordo, io posso solo dire che bisogna vedere il perché non sia stato ancora liquidato questo rateo di 13ª. Sì, strano, dai, 2 anni. Potrebbe anche essere perché i tempi non sono celerissimi per quanto riguarda la liquidazione nel pubblico impiego, nel privato un attimino sì. Comunque io invito, quando ci sono questi casi, a venire sempre a verificare se per caso i ratei magari possa essere stato liquidato e non se ne è accorti, ecco, perché quello è un caso che ci capita spesso, gente che dice ma io non ho avuto niente, poi invece guardando i vari cedolini di pensione ci si accorge che da qualche parte E quindi c'era. che vengano... Quindi che venga, noi volentieri le diamo una consulenza. Non c'è scritto, non c'è scritto. A me non hanno pagato i contributi nell'anno 1978. Posso recuperare in qualche maniera? Sono della classe 1963. Non sono stati... Un anno nel 78? Nel 78. E Non basta. hanno pagato i contributi. E questa persona è del 63. Può recuperarli? Se li può pagare da solo? Potrebbe tentare di farlo per via giudiziaria. Ah. Però, allora le cose si allungano per via giudiziaria. D'accordo, però è del 63, può anche aspettare un attimino. Sì, no. O è già in età di 63? Classe, 73, 83, classe 93, 1963. 2003. No, beh, adesso al di là delle battute, bisogna che ci sia intanto tutta la documentazione, tutta, e poi bisogna vedere, non si può recuperare perché c'è la prescrizione decennale, quinquennale e decennale che ormai nessun datore di lavoro ne risponde più, bisogna che il datore di lavoro esista ancora in qualche maniera, sotto altra forma, e vedere se c'è qualche giudice che gli impone di pagare quei contributi. Ho rinnovato ISEE corrente, che ha durata 6 mesi, 3 mesi fa, e mi è stato detto che devo rinnovarlo per marzo. È corretto? Qui non si firma, non so. Anche l'ISEE corrente scade al 31 di dicembre dell'anno in cui, se non è già scaduto prima, perché l'ISEE corrente ha una validità limitata, non va a cavallo dell'anno, ma scade col 31 di dicembre. Ci restano 4 minuti. Quindi ci sono delle cose che vanno dette oggi, assolutamente, cose urgenti. Iris, anche per quanto riguarda l'FNP. Voi cercate persone che vi diano una mano, che abbiano voglia di essere formate, che vogliano fare? Allora, proprio oggi che abbiamo fatto segreteria, abbiamo stabilito e passeranno queste cose in esecutivo, dei corsi di formazione per gli agenti sociali e comunali, che riguardano tutta questa elenco di cose di cui abbiamo parlato. Allora ci sono, ad esempio, che abbiamo parlato l'ultima volta che siamo venute qua, quel flashback, come si chiama? Il cashback. Cashback. Ecco, c'è la lotteria degli scontrini. La lotteria degli scontrini, tutte queste cose qua, e oltretutto anche i nostri hanno bisogno di essere preparati per dare risposte veramente che siano risposte giuste, insomma, no? E quindi Gigi, tra l'altro causa il fatto che andiamo, pare, verso ancora l'arancione, lo faremo online e formeremo tutte queste persone proprio perché siano pronte a dare le risposte giuste per aiutare le persone che vengono da noi, ecco. Cosa vuoi? C'è di tutto e di più da fare. Abbiamo mandato una lettera, tanto per farti un esempio, sempre udinese, bassa friulana, insieme con la Federazione Trasporti, con la CIS, CGL e UIL confederali,
e FNP di UIL e di CGIL, tutti insieme una lettera al sindaco Fontanini per essere ricevuti perché singolarmente non avevamo risposte. Stiamo ancora attendendo la risposta in questa situazione che viviamo. Io non so cosa dire più di così. Speriamo che veda Telefriuli, visto che lui è un sostenitore del Friuli, eccetera, che colga a Cindy, ciappe su chi sto appello e claminus per placer che non si può splui. Iris è troppo forte, quindi con questo appello e con questo appello chiedere... dobbiamo chiedere tante cose che sono assolutamente riprendere in mano le giuste relazioni sindacali che avevamo in precedenza. Sì. Udine è importante riprendere a collaborare. Questo è l'appello. Ultima Posso aggiungere cosa, io in due... chiusura un minuto Gigi. Io Quindi la cosa più telegraficamente importante. voglio dire che Sì. quelle due cose che ci premevano sono state riconfermate dalla legge bilancio, Sì. cioè opzione donna sì. è stata riconfermata, per cui tutti quelli che entro l'anno scorso, tutte quelle signore che entro l'anno scorso hanno compiuto 58 anni, quindi tutte quelle nate entro il 31/12 del 62, possono volendo ricorrere, avendo 35 anni di contributi, ricorrere a Ecco, vediamo velocemente proroga dell'APE Poi sociale. l'APE social è stata prorogata, dispiace al sindacato che non molti si rivolgono a questo tipo di istituto, che noi invece riteniamo fondamentale. Sì. È stato risolto il problema annoso, ma era già stato risolto parzialmente in via giudiziaria, del fatto che quando uno faceva il part-time un mese sì, un mese no, un mese sì, un mese no, non gli contavano mai come contributi il mese non lavorato. Sì, quindi non c'era la continuità. Invece adesso si dice che vale anche quel mese. Quindi queste cose mi premeva dirle in modo da... infatti ho ancora un secondo e vi saluto tutti, buonasera. Bene. Siamo in chiusura, ci sono tanti argomenti che dovremo riprendere la prossima settimana. Mercoledì, sempre alle 18:15 in diretta qui su Telefriuli. Ringrazio Iris Morasi, segretaria FNP CISL Udine Bassa Friulana. Ringraziamo Luigi Chizzini della segreteria FNP CISL Bassa Friulana. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.